Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi col premio Aligero. Sono femmine di 4 anni, 7 al via. Andiamo a leggere lo schieramento. 1 Zagara dei Greppi, Marco Stefani. 2 Zeta Cash, Edoardo Baldi. 3 Zeudi Mask, Leonardo Guidi. 4 Zarina di Roberto, Vincenzo Piscuoglio. 5 Zaira DVS, Antonio Greppi. 6 Zarina B con Federico Esposito. In seconda fila 7 Zapalamig, Maurizio Cheli. Tutti a rete quelli della prima fila mentre rompe Zapalamig. Stacco della macchina, veloci, Zaira DVS e Zarina B, partita molto svelta. Prende la corda l'allieva di Antonio Greppi, vediamo quali saranno le sue scelte. Insiste al largo Zarina B con Federico Esposito, ma la femmina di Afrish Midra vuole star davanti. Viene fuori un primo paletto molto veloce in 13,6, respinde picche Zaira DVS e Zarina B, quindi si deve adeguare al largo. Vediamo se ora Federico Esposito si adeguerà in seconda posizione, molto più indietro gli altri. Intanto viene Numero fuori 7, addirittura Zapalamic, 27,6 per il primo squalificato. quarto. Ora si sono assestate le posizioni alla presa persa. Federico Esposito si è messa seconda alla corda. Ora prendono fiato entrambe le cavalle e c'è un paletto di molto più dolce in 16. Viene fuori comunque un 43,6 per i primi 600 metri. Intanto si avvicina il gruppo capeggiato da Zeta Cash, poi in terza posizione Zeudi Mask a precedere l'uno di Zagara dei Greppi, mentre prende la via del largo Zarina di Roberto. 15,7 qui davanti alle tribune, 31,7 quindi il secondo quarto, 59,3 il primo giro con in vantaggio sempre la figlia di Pascia l'Est con Zarina B che accenna la mezza ruota per non farsi coprire da Zarina di Roberto. Curva in 15,8, primo chilometro in 1,15 abbondante. Zaira di West ancora in vantaggio. Zarina B che fa dentro e fuori in Numero anticipo su 1, Zarina di Zagara dei Roberto che viene Greppi, molto cattiva e squalificato. sopravanza l'allieva di Federico Esposito. Zarina di Roberto direttamente a contatto di Zaira di VS che percorre in 14,6 il paletto di là. Ora va in leggera crisi Zarina di Roberto, ritrova la destra libera Zarina B, ma ancora tutto da giocare. Sarà sotto anche Zeta Cash, rompe Zarina di Numero Roberto. 4, Zarina Siamo di a 200 metri dalla Roberto, conclusione con squalificato. Zaira di VS ancora davanti, deve fronteggiare l'ultimo attacco portatogli da Zarina B. Ultimi 100 metri, cerca di difendersi e Antonio Greppi contro Zarina B che però alla fine viene a vincere. Zarina B su Zaira DVS, Zeta Cash al quarto, Zeudi Mask. Bella vittoria per Zarina B. 1,14 secco, la media al chilometro per l'allieva di Alessandro Gocciadoro, la guida di Federico Esposito, la figlia di Yankee Glide. Alla fine è prevalso su una comunque validissima e combattiva Zaira DVS che ci ha provato al comando. C'è rimasta fino a una cinquantina metri dal palo, poi ha dovuto soccombere all'attacco di Zarina B, ma buon secondo per Zaira DVS. La quota al totalizzatore da favorita per Zarina B 1,38.